una sigaretta o... Allora, buonasera, questo è il workshop di inizio numero 1 per Ottana. Di che cosa? Del percorso di progettazione partecipata che è il partenariato del GRASI della Sardegna Centrale, ormai lo stiamo chiamando così, promosso dalla comunità montana nuorese, Gennargentu, Sopramonte, Malvagia, ha voluto porre in campo, porre a servizio del territorio per fare che cosa? Per partecipare e rispondere a un bando fatto dalla Regione Sardegna in ambito di programma di sviluppo rurale per poter realizzare delle azioni finalizzate allo sviluppo del territorio con una particolare attenzione per la riqualificazione e rigenerazione anche di tipo produttivo di questi territori. Il partenariato ha dovuto affrontare una prima selezione a livello regionale, che si chiama fase 1. Questo partenariato che è stato costituito ha superato la prima fase e ci troviamo adesso a questo punto a partecipare a una seconda fase che è la progettazione del piano di azione attraverso la quale intanto concorrere, perché ci sono tutta una serie di partenariati in Sardegna, in tutti i territori che sono eleggibili, dove è possibile essere considerati territori nei quali applicare l'approccio leader e in questo caso essere gestito lo sviluppo locale attraverso un gruppo di azione locale. E quindi predispone attraverso un meccanismo di progettazione partecipata, la faccio molto sintetica per chi non è venuto al kick-off meeting a Mamoiara, chi non ci ha seguito con la diretta streaming, presentare un documento di progettazione anche abbastanza complesso in un certo senso, che prevede come questo partenariato costituito da soggetti pubblici e privati del territorio voglia immaginare delle azioni che possano contribuire a migliorare in un certo senso alcune attività produttive legate principalmente allo spazio rurale, perché di quello stiamo parlando, attraverso delle strategie, attraverso delle azioni di sistema e che consentano attraverso questa formulazione del PDA, del piano delle azioni, l'attuazione non di investimenti chissà di quale portata finanziaria. Quelli ci sono anche su altre linee del piano di sviluppo rurale approvato dalla Regione Sardegna, ma di costruire proprio una serie di azioni efficaci per poter dare la possibilità al sistema economico, produttivo, culturale, sociale di scommettere meglio su quelle che sono la volontà di fare impresa, di fare cultura, per le amministrazioni pubbliche di realizzare progetti di sviluppo e nello stesso tempo cercare, come è questo l'approccio leader che è proposto ormai da anni dall'Unione Europea, cercare di far decidere queste strategie agli attori locali, al territorio. Quindi una progettazione che non è fatta da esperti, che non è fatta da gente che viene da fuori, ma è una progettazione anche alla portata, chiamiamolo questo, anche alla portata di un partenariato locale, perché spesso si pensa che grandi strategie di sviluppo devono essere fatte da chi viene da fuori, da chi ha competenze, da entità, dalla regione, dal governo centrale, dall'Unione Europea, anche perché sono strategie a volte che si vengono proposte molto complesse. Questo tipo di strategia che ribalta proprio l'approccio, che è molto dimensionato sul locale, quindi parte dall'individuazione dei fabbisogni, parte dall'individuazione, così creiamo, di quelle che sono i punti di forza, li chiamiamo, cioè quelle che sono la forza del territorio, quello che può potenzialmente esprimere o quello che già esprime, che analizza le questioni che vanno meno bene rispetto
alle azioni che possono determinare una certa strategia di sviluppo, e poi però analizza quelli che sono i fabbisogni, e questi fabbisogni e poi li fa diventare azioni di sistema. Tutto questo sembra una cosa complicata che vedremo in questi 2 o 3 incontri, che cosa di cambiamento, di forza di cambiamento, che è un percorso che non è progettato da un esperto. Noi siamo come l'uomo, non quelli che devono dirvi raccontare la ricetta, ma siamo quelli che siamo chiamati i facilitatori, cioè quelli che devono ascoltarli, guidarli, perché c'è una parte tecnica, e capire con tutto il partenariato che non è solo di Ottana, ma dei 7 comuni, quindi la mediazione anche delle esigenze va fatta con tutti quanti i 7 comuni, perché non è il piano di Ottana, poi quello di Orgoso, quello di Oroteli, ma è il piano, chiamiamolo così, il piano delle azioni dell'intero territorio del Galles. Noi abbiamo questo compito di aiutarvi, facilitare la vostra azione, insomma, di progettazione, tradurla, questo è importante dirlo, tradurre strumenti progettuali, diciamo, consoni a quella che è la richiesta del bando, e poi sperare, come si dice, di poter vincere questo bando, perché ci sono più GAL che stanno partecipando rispetto a quelli che la Regione dovrà finanziare. Diciamo, rispetto alle posizioni di partenza, noi che cosa siamo come territorio? Siamo intanto un GAL nuovo, poi vado subito alla regolamentazione. Nel senso che questo territorio, parte di questo territorio, faceva parte di un altro GAL ben più ampio. Quindi c'è stata una prima decisione che è stata presa dai promotori, che è quella di un'azione che noi registriamo soltanto, di dire un GAL così ampio per il nostro territorio può darsi che non sia, diciamo, perfettamente rispondente. E hanno fatto una scommessa su queste cose che vengono fatte, ma questi comuni, che sono i comuni della cintura di Nuoro, per capirci, no? La comunità montana comprende una serie di comuni che dialogano molto di più con la città media che è la città di Nuoro, pur Nuoro non facendo parte né della comunità montana né del GAL. E anche un altro comune che fa parte della comunità montana, che è il comune di Locali, non fa parte del GAL perché non può farne parte per le caratteristiche, perché non tutti i comuni ne possono far parte. E allora questo nuovo gruppo di azione locale che si è costituito vuole fare diciamo, rispetto alla programmazione precedente, un altro tipo di programmazione, migliorare quella che c'era in precedenza e cercare di trovare che cosa all'interno di questi ambiti tematici di intervento, scegliere in un certo senso attraverso un percorso quegli assi tematici, quegli ambiti tematici che sono più confacenti con questo tipo di realtà, analizzare i fabbisogni, proporre le azioni. Attenzione, questo deve essere chiaro per non confonderci. Quello che sta facendo, siete voi che state facendo, partecipando alle riunioni, iscrivendovi al GAL, non dà una premialità nel poter partecipare poi a quelli che saranno gli strumenti finanziari delle azioni. Non è che quando sarà il bando del GAL, che fa parte del partenariato, ha chissà quale privilegio. Quello chiunque, adesso quelli che adesso sono al bar, mentre noi ci stiamo perdendo poi, noi stiamo lavorando, perdendo tempo qua, possono partecipare insieme a voi ai bandi e possono avere un finanziamento, utilizzare i servizi che vengono proposti. Questo è un altro tipo di approccio. L'approccio invece che voi, che la scelta che avete fatto, che è una scelta volontaria partecipando al gruppo di azione locale, è una scelta di impegno anche professionale lo intendo in termini ampi anche delle associazioni culturali, perché non vogliono stare fermi individualmente nell'aspettare che ci sia un beneficio, chiamiamolo così, da queste azioni che sono state messe in campo, ma partecipate perché volete collaborare con le pubbliche amministrazioni, e in questo caso rispondendo a una strategia ragionata dell'Unione Europea, per indirizzare, che è la cosa fondamentale, indirizzare dando il vostro supporto di operatori economici, di operatori culturali, del volontariato, di amministrazioni locali, per poter scegliere qual è l'ambito sul quale investire, perché tutto questo
un paladano, si può dire, che stiamo montando, cosa serve? Affinché facciate una scelta consapevole. Non una scelta, qui non c'è da fare scelte di fabbisogni di ambiti, di fabbisogni di azioni, tutte possibili. Il genere dice, puoi fare delle azioni in ambito di sviluppo delle filiere? Sì. E poi anche dello sviluppo del turismo costruito? Sì. E poi anche dell'energia alternativa, se non sto leggendo? Sì. Non c'è tutto sì, ci deve essere una scelta, no? Diciamo, cosa scegliamo per alla fine? Ci sono degli ambiti, li sto introducendo perché è il lavoro dei prossimi giorni, sono degli ambiti che andranno pesati, l'ambito più importante sarà questo, ambito è non categoria, non è agricoltori contro pastori, non è questo il problema, se lì c'è un ambito generale che dice sviluppo e innovazione dei sistemi produttivi, per capirci. Però non possiamo fare questo e quest'altro, diciamo che noi vogliamo puntare allo sviluppo di quest'ambito generale, va bene? Per esempio, sviluppo delle filiere e non sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile, oppure sviluppo delle filiere produttive come ambito principale al quale scegliamo di dargli priorità anche di investimento. Attenzione, anche di investimento. Che magari poi lo colleghiamo a un altro ambito che è un ambito di valorizzazione e gestione delle risorse ambientali naturali oppure valorizzazione dei beni culturali perché costruiamo una strategia. Perché per esempio, come stiamo facendo esempio, poi in partenariato con il CIRE, pensiamo, come è emerso anche in altri laboratori, però non voglio influenzare il dibattito, che la connessione tra le filiere produttive e le espressioni culturali organizzate e non presenti e prodotte da questa cultura produttiva che abbiamo, può essere un vanto connubio, cioè può costruire strategia. L'esempio che facevano nel comune a fianco, ma vale anche per questo, pensare che c'è una tradizione della maschera, ripeto l'esempio giusto per capire come funziona, e che questa maschera potrebbe caratterizzare la produzione, significa quel tipo di produzione, sia essi dolci, formaggio, vino, olio, stiamo parlando di filiere per fare l'esempio produttivo, in un'ottica di ricerca di riconoscibilità del prodotto, avere una connotazione forte, per cui conosco le maschere di pane, ma anche quelle di Ortelli, ma anche quelle di Mavoiano, inventiamoci la storia, stiamo facendo il vino delle maschere. Quindi, adesso per capirci, sto facendo esempi molto banali per capire questo, però questo può essere una integrazione, oppure se noi pensassimo sempre allo sviluppo delle filiere produttive e individuassimo che uno dei problemi che abbiamo è che c'è un problema, lo dico così, energetico, e non è questo. Energetico, noi diciamo per risolvere questo problema dobbiamo sviluppare le filiere produttive, però come secondo ambito pensare allo sviluppare anche la filiera delle energie rinnovabili, perché magari la filiera delle energie rinnovabili ci porta a un abbattimento di costo per quanto riguarda la produzione. Vi prego di non prendere conto di questi abbinamenti che ho fatto solo per capire come funziona. Chiaramente ci arriverà un altro che dirà no, qualcuno di voi che potrà dire no, noi vogliamo fare riqualificazione urbana con creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità. Comune della gestori pubblici, noi vogliamo sviluppare questa rete di centri storici. Il partenariato volta è una tecnica molto particolare, alla fine l'assemblea che sceglie, non dice che è una fesseria quello che è stato fatto, attenzione, quello che ha proposto il comune lo sviluppo dei centri storici, ma valuta che come priorità è più importante per questa stagione la priorità, per esempio, sviluppo delle filiere piuttosto che turismo sostenibile piuttosto che un altro. Questo noi dobbiamo costruire. Come lo costruiamo? E poi andiamo a fare il primo step. Facendo dei passaggi ben definiti, non chiacchierando, okay? Non cosa ne pensate, raccontatemi voi cosa è stato, non chiacchierando, utilizzando delle tecniche che sono tecniche volute dal
bando, ma sono tecniche tipiche della progettazione europea. La prima tecnica che noi dobbiamo sviluppare è una tecnica di analisi. La tecnica di analisi del territorio e della situazione che noi abbiamo, perché noi facciamo analisi del territorio nel suo complesso, vediamo la situazione demografica, la situazione economica, le prospettive, la rete infrastrutturale. Però quello che diciamo è il carotaggio dei dati, viene chiamato così serio, no? Avviene quando ci facciamo dare le informazioni direttamente da chi? Da quelli che sono sul campo, da quelli che operano nel rurale, da quelli che sono le associazioni culturali, dai cittadini che partecipano a questo momento. Però come ce le facciamo dare? Facendo non un gioco di ruolo, ma utilizzando una tecnica che in questo caso è, qualcuno di voi l'avrà già sentita, la costruzione della matrice SWOT, che è l'argomento di questo pomeriggio. Che cos'è la matrice SWOT? È un ragionamento attraverso il quale vengono individuati quelli che vengono chiamati strong, no? I punti di forza, i punti che voi ritenete essere presenti nel vostro comune ma nel territorio, non focalizzate solo il comune, anche se noi stiamo facendo proprio un'attenzione comune per comune. Cioè quelli che voi ritenete, e poi partiamo da questi, siano i punti per i quali e attraverso i quali poter costruire una strategia. I punti di debolezza, che non sono le previsioni negative, no, non funziona niente, va tutto male, così non sta funzionando, ma quali sono? Proprio la riflessione di quali sono quel punto rispetto a una mia strategia, io so quella sua strategia, che opportunità mi ha? Se noi costruissimo una strategia partendo dai punti di forza, eliminando i punti di debolezza o mitigando perlomeno i punti di debolezza, riusciamo a costruire una visione, uno scenario futuro in cui ci sono delle opportunità. Io realizzo attraverso la produzione locale che è tipica dell'olio di Ottana, con una connessione con il sistema culturale, eliminando il punto di debolezza che il territorio è molto frazionato, oppure ci sono come si dice, delle profilassi sanitarie per l'olivo, non so, un agronomo vi dico un po' delle cose che devono essere migliorate, quindi questo è il punto di debolezza per cui non abbiamo alta produzione, togliamo questo e possiamo costruire per esempio che cosa? Un'opportunità esportare olio, diciamocela sempre così. È un'opportunità. Che cosa succede? Questa è un'opportunità. E che minaccia abbiamo? Faccio un esempio. Abbiamo una minaccia perché se si costruisce per esempio tutto questo sistema è possibile che quella caratteristica di avere i piccoli oliveti, i piccoli appezzamenti che facevano un olio, la sto tutta inventando, un olio molto particolare, venga minacciata nella sua integrità. Qualcuno dice che la minaccia per piani di sviluppo anche rurale è la perdita dell'identità, no? Perché molti pensano che il vino buono, l'olio buono, il formaggio buono era quello che faceva il nonno e quindi se ci mettiamo i tecnici dell'assistenza tecnica in agricoltura può diventare una minaccia al mantenimento di questo. Ora vi ho fatto un esempio così giusto per legare i quattro temi, però in questo momento in cui con i miei collaboratori, che sono le mie collaboratrici, che vi presento, che stanno facendo attività di sportello qui, che sono, non so chi è venuto, ma l'architetto Francesco Carta, l'architetto Agnese Maguri e l'architetto Marco Meloni. Non ti vedevo Marta, che sta occupando anche di trasmettere tutto quanto per trasparenza. Attenzione, pensate cosa stiamo facendo. In streaming, noi stiamo certificando tutto quello che sta succedendo, consegneremo poi alla regione tutto quello che viene, diciamo che è diretto, non c'è un qualcosa che vediamo, questo non lo mettiamo, tutto quello che è diretto sarà messo in documentazione. Per cui adesso iniziamo. Com'è la tecnica di questo primo incontro? Adesso io cerco di far partire la prima, i punti di forza. Noi vi esprimerete possibilmente non con grandi discorsi, ma anche molto semplice, quello che vi viene, il punto di forza del territorio è questo. Noi cosa facciamo? Registriamo attraverso un foglietto, scriviamo punto di forza, diciamo punto di forza del territorio è questo, qualunque cosa che sia attinente
Cioè non parliamo di punti di forza del territorio e l'aria buona. Va bene, questa è una... non sto prendendo in giro, è una cosa che uno può dire. Vabbè, ho fatto... Cioè, stiamo sul tema, no? Stiamo parlando di programma di sviluppo rurale, che non significa soltanto rurale nel senso, anche in senso lato, non stiamo parlando di questo, non stiamo parlando di situazione sociale o di altro, stiamo parlando di come costruire buon programma, buona strategia per lo sviluppo rurale. Quindi, cose secche, quelle che vi vengono senza nessun filtro, tranquille, e noi cerchiamo di comporre tutta una serie di informazioni e insieme alle informazioni che stiamo raccogliendo di comune cerchiamo poi di trovare una grande matrice, un grande lavoro questo, per poter darci le informazioni che dopo di queste ci rendono nella definizione degli ambiti e nell'analisi dei fabbisogni. Spero di avervi non bombardato, ma raccontato un po' qual è questo, che sembra un procedimento complesso, però è anche una chiacchierata, insomma, molto meridiana, come si dice in questi temi, fatta senza che ci sia un intervento, una cosa molto particolare. E adesso partiamo. Punti di forza. Punto di forza. La centralità. Come? La centralità del territorio. La centralità del territorio. Iscrive. Perfetto. Ok, poi viene a prendere. Centralità del territorio. E vicinanza con la 131. Sì, centralità. Perfetto. Il concetto è molto. Lo scriviamo centralità del territorio. Noi l'avremmo scritto adesso quando traduciamo. La centralità del territorio in termini geografici, di infrastrutture, di mobilità, del passaggio tra centro e centro, però è un punto innegabilmente di forza. Cioè, chiaro, non è che uno può contestare, no, non è vero, Ottana non è centrale, no, anche se non so che il vostro paese è concorrente, perché ogni paese ha sempre uno che c'è, però è innegabile. C'è una centralità. Poi possono essere infrastrutture industriali facilmente convertibili tra cannoni. Presenza di infrastrutture industriali convertibili a che cosa? A programmi di sviluppo, cioè. Quindi, presenza, scriviamolo così, di infrastrutture molto semplici, si chiama presenza di un'armatura industriale, i tecnici, però va benissimo, di infrastrutture perché sta centrando una particolarità di realtà. Cioè, sta centrando una particolarità di realtà. Poi, le utilities. Ecco, Sindaco, lei ha fatto una utilities. Lo diciamo perché... Negazione. Ok. Allora, le utilities, diciamocele però come... Com'è il termine, scusate? Utilities. Utilities. Sì, stiamo facendo questa sera, facciamo kick-off. Ho capito a usare kick-off, meeting, workshop e il sindaco dice però offrite caffè. kick-off non te lo posso dire, ma è calcio di inizio. Sentita l'altro giorno, Calcio di inizio. Prendetelo come... Ma niente, utilities, però il sindaco stava dicendo una cosa, stava indicando le utilities che sono molto importanti. Cioè, punti di La forza. disposizione dell'energia rinnovabile, Allora, la scriviamo. fonte della centrale. Allora, gli utili sono irrigazione, presenza di diciamo, impianti di energia rinnovabile. Certo, noi abbiamo una centrale comune che produce. Certo, poi Adesso che lo fa. per esempio vapore, la volevo previsto, vapore. Vabbè, sono le infrastrutture che entrano. No, cioè, io vi suggerirei di particolareggiare perché, giusto per capirci, uno dice vapore, attenzione, se uno ha per esempio in testa, quando facciamo scenari di sviluppo, innovazione delle filiere produttive, di fare un'attività serricola, serve il vapore? Cioè a Orgosolo, altro comune del Garda, può pensare di fare attività serricole? Sì. Ha un punto di forza come ce l'avete voi in questo? No.
Chiaramente se voi dovete fare escursione sul tramonte, al contrario, vedo che non abbiate questo punto di forza. Voglio proprio modulare il ragionamento. Gli architetti scrivono molto bene, quindi stava Poi, Allora, media valle del Tirso, alias terra fertile e pianeggiante. come possiamo scriverlo? Terra fertile, cioè è avere un territorio che diciamo Geograficamente o orograficamente, io adesso non voglio dire pedologicamente perché il discorso del suolo poi lo affrontiamo da un'altra parte, però avete la pianura, avete la pianura, non avete la pianura. Il granaio dei romani. Diciamo. beh, voglio dire, l'industria esiste da 30 anni, la pianura esiste da Abbiamo quanti punti di forza? Abbiamo la pianura. Abbiamo la pianura. Uno dice, torniamo sempre a ok, avanti. Il centro. Beni archeologici. Attenzione, quindi stiamo facendo adesso lo scatto, la mossa a scatto, perché stiamo parlando di quanti prodotti dove stiamo andando verso la produzione. Lei introduce che cosa a questo punto? L'aspetto culturale, identitario, eccetera. Beni archeologici. È vero, questo è innegabile, storico. Diciamo beni culturali storici, perché beni archeologici, come conosciamo a Ottana, anche con una presenza di storia medievale abbastanza importante. Rangica sì, ok, non voglio sminuire la chiesa, diciamo, noi nella nostra locandina abbiamo messo la chiesa, quindi voglio rafforzare il concetto, non voglio dire. Poi, postereo, che preso? Trova punto di forza, guarda, non riesci a capire. Non lo vai, no. Non fa parte di questo grado. Io sono in territorio negro, quindi non lo fa. L'ha portato a fare. È un infiltrato. La produzione c'è, l'agricoltura in generale. Sì, c'è la produzione agricola, ma c'è la produzione agricola, c'è un punto di forza, una cosa che c'è Attualmente. sì, ma perché c'è un punto di forza? Un punto di forza nelle produzioni, penso che conosciamo, facciamo finta di non conoscerci, però sto dicendo anche nel settore in campo c'è un punto di forza, qualcosa per cui può sviluppare una strategia qualcosa che c'è, una produzione che c'è prima. Attualmente no, ma è un punto di non voglio portargli io da una produzione tipica di qua. Ortalissime. Cioè, adesso dici fiocco poliestere, sto dicendo, c'è una tradizione, adesso il granaio di Roma, però Pastore, sono delle C'è un po' di allevamento, allevamento c'è, il settore C'è la trasformazione di lei. non importa, noi stiamo dicendo, poi stiamo rimettendo a posto questi, perché sono tutti passunti di forza ci siamo fermati in parte al settore produttivo, ma la sua prima osservazione, la centralità, era altro, cioè non era soltanto io produco. Non voglio essere ma per volta non ci capiamo, perché dobbiamo registrare poi tutto, no? Avete visto? Ah, sì, su Facebook. Ma io non sono truccata, No. quindi cercate di tagliare. No, ma già facciamo Photoshop. No, sul serio. Voi avete visto come succede anche a Ballaro su queste cose? Quando poi parlano tutti e litigano, cambiano canale. Noi dobbiamo aspettare, no? Per farci ascoltare. Abbiamo fatto primi punti di forza. Anche abbiamo fatto 100.000. Se ne avete adesso, se vi vengono in mente stanotte, sulle pionate mi è sfuggito, ma non
problema. Ci sono altre riunioni di workshop per questo, oppure ce li potete dare scritti, punti di forza allo sportello. Dove? Allo sportello che ci sarà a Ottana quando? Lunedì. Quando è? Lunedì mattina. Lunedì mattina. Quindi uno dice, poi devo dire un punto di forza, però mi è venuto poi parlandone con mio marito che non c'è con mia moglie, oppure porta. Possiamo sempre riprenderlo, non lasciamo senza espresso una potenzialità. Punti di debolezza però. Può essere un punto di forza la disponibilità di forza lavoro, cioè a seguito della serrata industriale, quindi forza lavoro che c'è nelle culture un possibile punto di sbocco. Sì, è un ragionamento, adesso lo dico così per abituarci anche, punti di forza possono essere tutti, è una buona logica del sviluppo che sta portando, perché dice io trasformo un elemento di crisi in opportunità, è proprio il massimo che si fa nella programmazione dello sviluppo. Nell'analisi SWOT questo cerchiamo di mettere diciamo, gli elementi diretti, non gli elementi derivati, come tecnica, cioè nel senso dice uno, sì, poi diventa, compilando anche la matrice, nel senso che il vero, che facevo è che ci possono essere tutta una serie di elementi favorevoli per lo sviluppo di un sistema, però quello di mancare la forza lavoro e quindi cosa fare? Certo, qui c'è una forza lavoro che tra l'altro ha passatemi questo termine, un addestramento, non allo specifico, però punti di debolezza. Questa è una discussione che Poi dal mediatore cerchiamo di provare. Sì, andiamo alle debolezze però adesso, perché sennò poi facciamo tutto bene, non dobbiamo esaurire oggi lo SWOT, cioè dovremmo lasciare un pochino agli altri paesi, se no poi ci troviamo qui e cambiamo. Anche per cercare di includere, poi approfondiamo. Non può essere che un punto di forza perché abbiamo una rete di servizi che sono presenti nel nostro territorio. Che tipo per esempio? Allora, sono servizi. Fare l'aeroporto. Quello non è un punto di forza, non desiderato, che vuoi fare l'aeroporto, però adesso c'è quello che c'è, non quello che vuoi che ci sia, quello scenario. Cioè, il ragionamento, quello che c'è adesso, c'è l'aeroporto. Non è una foto, no? Sono servizi all'assistenza, servizi a infanzia. Servizi sociali. Sì, servizi sociali che Servizi. comunque sono presenti. Ok. Io lo accetto, lo posso mettere come punto di forza, diciamo che per la comunità c'è un sistema sviluppato di servizi. Lo possiamo recepire, è giusto che venga recepito. Però il punto di forza caratterizzante, va bene, è un qualcosa che magari in altri comuni non c'è. Cioè, adesso, va bene, una strategia di sviluppo per spiegarvi come presuppone che ci sia, per esempio, la possibilità, come si dice, per le lavoratrici di avere un asilo nido. È un punto di forza questo. Io ho la possibilità di fare un asilo nido, quindi aumento il mercato di lavoro, la possibilità di lavoro per le però se dobbiamo fare una sintesi, cioè una prima analisi di punti di forza, io ragiono su quelli che sono caratteristici. No, già presenti, io parlo di. Sì, caratteristici. cioè ci sono cioè per esempio, sicuramente c'è la Mautana, ci possono essere anche hotel, ci possono essere è giusto di tutto, ma io lo accetto questo. Questo in generale nel territorio c'è per esempio delle varie dati del plus, eccetera, eccetera, c'è una rete di servizi sociali efficiente, un punto di forza territoriale. Però siccome Questi sono caratteristici. certo, però a volte viene dimenticato questo, io lo metterei no? Come punto di forza, anche come appunto non per Ottana, ma in generale per il territorio. Certo delle risorse, le risorse sono tantissime. Ecco, noi stavamo cercando di farvi fare sul carotaggio, come si dice su Ottana, e infatti era quello che sto cercando di farvi ragionare. Ci fermiamo per i punti di forza e adesso invece parliamo dei punti di debolezza, che avete ascoltato abbastanza, inizia a sostituirli con il testimone all'architetto Marta Meloni, che vi chiederà adesso dei spunti. Sistema di streaming, se non
non siamo senza, un attimo. Dite da Francesca. Prego. Allora, quindi una volta analizzate tutte le forze, adesso individuiamo quali sono i punti di debolezza del territorio di Lontana. Cosa non c'è o cosa non funziona o qualunque cosa per voi è un limite rispetto allo sviluppo del territorio. Non può andare più. Non può esserci nessuno, veramente non è. L'appartenenza da 30 anni all'industria. Ecco, industria. Industria di dipendenza, sì. Industria di dipendenza, lo stipendio fisso. No, ma anche dopo le No, ma l'industria non è. Secondo me questa storia dell'industria, dell'industria è passata, questa recessione, perché comunque, cioè da quale tempo non abbiamo stipendi dell'industria? Cioè gli stipendi risalgono a quelli di mio padre, da 90. L'industria va bonificato, sì, però i terreni emergenti non sono inquinati. Che ce ne hanno in però? Come ci sono? Allora, se l'industria è venuta fuori come primo punto di Ma io debolezza. parlavo del personale che lavora all'interno dell'industria, che è abituato a un reddito fisso. Non è Per quanti anni fa? Per 3-5 anni? Dopo legge? No, dopo legge. no, non è abituato all'imprenditorialità. Allora, ti ha abituato, guarda, noi stiamo dicendo una cosa che ti ha abituato Sì, quanto è durata? a avere lo stipendio fisso, difficilmente si abitua sull'immediato a lavorare per non avere il sicuro. Quello è il punto di debolezza. Quindi non è che ci siamo abituati a Quindi, Sono abituati, cioè perché vedi che Scusate, cioè non c'è la persona, scusate, io sono rimasto senza lavoro e mi invento un lavoro. scusate, possiamo sintetizzarlo quindi con uno scarso spirito di imprenditorialità. L'abitudine allo stipendio fisso non porta all'apertura di nuove ne abbiamo i risultati, ne abbiamo i risultati, voglio dire, perché pochi si affacciano, solo adesso qualcuno si sta affacciando a farsi un'attività nuova, dopo che sta cominciando a crollare il mito Dello stipendio fisso. dello stipendio fisso. È un Quindi, dato reale. oltre a questo, cos'altro si può individuare di debolezza? Secondo me il clima. Secondo me il clima. Perché qui Si sta così bene. Non possiamo cambiare quello però. però il clima, attenzione. Però potrebbe Sì, anche quando riguarda l'estate è anche primavera, perché qui c'è la punta in montagna. Noi abbiamo esperienza, noi abbiamo fatto un frutteto di pesche, un peschetto di mezzo ettaro, abbiamo raccolto solo un anno, perché le gelate tardive tutti gli anni, quando era in piena fioritura, gelato, in montagna, io ormai vado in montagna e vedo qui la differenza che c'è da qui da Orgosolo. Io per esempio parto da qui perché io produco piantine ortive e poi faccio la vendita diretta. Quindi parto da Ottana è gelato, vado a Orgosolo, a Fondi ma non è gelato. Quindi è giusto che risulti un Quindi punto di diciamo debolezza. è fondo valle e quindi questo è un grosso problema. Quindi è un limite per Sì, qualunque per le produzioni, per le produzioni Quindi è giusto agricole, che diciamo. Per alcune produzioni c'è il clima. non solo caldo. Non solo caldo l'estate, poi anche il caldo è una cosa, cioè il clima in generale. Ok. Però per l'anguria è delle altre. sì, Per le angurie. Poi altre cose? Cos'altro c'è che Appunto che non c'è questa mentalità di imprenditorialità, Ok. che sono abituati appunto a Non c'è lavorare nessuna nell'industria, posto fisso e non c'è questa l'abbiamo questa inserito. disposizione, diciamo. Forse collegato a questo ci potrebbe essere anche una debole propensione alla cooperazione. Ok, Che può essere. Non ci sono quindi si tende a fare imprese singole.
c'è difficoltà di... Ma se ce ne sono molte singole vuol dire che funzionano. No, ce ne sono. Bueno, ce ne sono molte. Quelle poche che ci sono funzionano. Da sole. Oh, questo io non lo so, questo. Allora si comprano delle macchine. Si comprano, ce ne sono pochissime. Cioè, a impressione mia sono poche, non ci sono, adesso non c'è un tessuto per esempio artigianale. Che hanno il mini caseificio e fanno la produzione, no, questo è un caseificio più comodo, capito? Non c'è quel discorso di filiera, di vendita, capito? Cioè, conferiscono al caseificio anche i pastori, la maggior parte, cioè Non ci qualcuno sono che produce. Ma non ci sono queste leggerature neanche figure professionali qualificate. No, Ok, quindi c'è una mancanza di no, informazione. assolutamente in agricoltura che appunto era Può essere un Qua. Potesse, scusate, allora io mi metto nei panni di chi ci sta ascoltando un pochettino più uno per volta e un po' la voce più alta, perché rischiamo di far sentire un po' un rumore di fondo, se no Non so se avete scritto adesso, la riqualificazione professionale. non classificazione, cioè non qualificazione. Ok, quindi è legato alla formazione. Ah, ok, l'avevo già scritto. Punto di debolezza, sì. Quindi la scarsa formazione delle varie attività. Ok. Quello è sempre frutto del fatto che negli ultimi 30 anni abbiamo avuto una monocultura. Ok. Quella è la causa, però l'effetto potete raccontarci, cioè il punto di debolezza. Chiaro? Sì. A parte due alberghi presenti non ci sono strutture ricettive per accogliere eventuali viaggiatori. Ok. Mancano bene. In mancanza di strutture ricettive. Un po', vabbè, io faccio motociclista, vedo molti motociclisti in strada, si fermano una piazza, si fanno lungo e poi ripartono. Che succede? Non riusciamo a farli fermare per farli. Che si fermino 1 o 2 notti qua. Però è il suolo con me, ottimo. Dipende dalla zona. Chiediamo all'esperta. suolo come penso, è abbastanza fertile. Il sole è buono, cioè all'origine è buono, poi naturalmente salvo verifiche. Ma no, sai cosa sto dicendo? Adesso il suolo abbiamo parlato, no? Avete la piana fertile di Ottana. Quanto incide il fatto di aver supportato 30 anni il territorio di industria come percezione? Cioè, secondo voi lo sto dicendo, ma perché diciamo è un sentire comune quello che si dice, quello che si dice no. Cioè, al di là dell'aspetto tecnico che non è la nostra questione, del fatto come saranno le caratterizzazioni della via industriale, togliamo questo. Ma attenzione, secondo voi c'è un problema di percezione, no? Di un suolo che comunque potrebbe nell'immaginario dice magari è contaminato? Cioè, adesso siamo qui, stiamo come parlando percezione. Ho fatto la premessa, non stiamo parlando, non è questo, c'è questa Sì, Ottana è uguale inquinamento. Io gli sto dicendo, faccio la vendita delle piantine anche per cioè dobbiamo dirci le cose, dobbiamo correggere. Ottana uguale inquinamento. Però, Allora, premessa. Quando si parla di cose negative, no, diciamocele qui adesso. Percezione. Non è una questione che dobbiamo fare, percezione. C'è una la percezione ci vedono comunque che i terreni sono quando noi sappiamo benissimo che la percentuale di inquinamento riguarda esclusivamente quei 300-400 ettari del nucleo industriale. Perfetto. Però cosa ci serve fare? Francesca, ti sto frustrando e soltanto che sono finanziario, perché cosa ci serve questa individuazione dei punti di debolezza? Perché i prodotti di Ottana potrebbero essere penalizzati sul mercato. Non solo, ma perché noi quando costruiamo le ipotesi di sviluppo possiamo dire noi dobbiamo fare un'azione per correggere questo. Come la correggiamo? Come la correggiamo questo? Perché andiamo a disinquinare quei pochi
pietre, no, perché dobbiamo far capire questo. Non c'è abbastanza informazione comunque. Sì, adesso è come faremo, però la prima cosa da fare è individuare. Cioè diciamo, perché stava emergendo, no, c'è una percezione, non ascoltiamo, c'è una percezione che sicuramente sarà, penso, una delle vostre azioni anche di cambiare, se no di cosa stiamo ipotizzando? Cosa stiamo ipotizzando? Produzione di olio di oliva, certificato, sarà certificato, quindi la migliore qualità biologica, testato, dai, sì, ma prodotto, no, perché ci saranno magari una cosa che farete voi, che non faremo noi, che siamo stessi tecniche, che farete un certificatore ambientale eccezionale che certificherà e farete una campagna promozionale per dimostrare quello che è. Questa è l'azione. Mia sorella produce uova e quando va al mercato a vendere le uova, c'ha il foglio della ASL che dimostra che le uova sono state analizzate contro la diossina, contro tutte queste sostanze. Che siamo analizzate. Però vede, questa è un'azione da fare non soltanto uno a uno, come abbiamo legato la percezione, bisogna farla passare. Come far passare? Perché abbiamo ogni produttore come sua sorella c'ha un certificato, ci deve essere un'azione. Magari questa azione può essere un'azione collettiva, può riguardare proprio una strategia per legare. Perché se dite, noi non produciamo, non facciamo agricoltura, per esempio, oppure se dobbiamo fare olio o uova o piantini, no? Dobbiamo essere, cioè non dobbiamo avere ostacoli, dobbiamo superarlo il punto di debolezza. Certo. Dobbiamo superarlo, se no di come stiamo parlando? Certo. Okay. Scusate l'intromissione che deve. Poi a questo punto, se c'è un altro punto, sì, poi ci andiamo direttamente agli altri, perché adesso altri punti, man mano che stiamo parlando, è venuto a me adesso, ce ne arrivano 35, 40, però conservate, non è un problema, ci ridate allo sportello. L'altro punto poi passiamo alle opportunità. Lo dico, l'altro punto? Sì. Allora, che non è solo di Ortana, ma secondo me Ortana magari ancora di più, cioè il fatto dell'insularità e quindi del contatto con il resto del mondo e la lontananza di Ortana dai porti aeroporti. Quindi da questo punto di vista, ecco che è vero, dal punto di vista insulare siamo centrali e abbiamo anche una buona articolazione, insomma, almeno del collegamento su strada, però ecco, cioè non c'è una facilità di arrivare la registriamo. La distanza tra porti. La distanza tra dai porti, almeno cioè, rispetto alla Sardegna, che poi c'è l'ulteriore erica cioè, dell'insularità, no? Ok. Cambiamo, adesso c'è l'architetto Meloni che deve farvi parlare delle opportunità che potrebbero esserci, sviluppo, miglioramento, con delle azioni, delle strategie che facciamo. Dove sta andando? Se ne sta andando? No, sono qua, ascolta da qua. È scaduta l'ora. Ecco. È una bella cosa essersi liberati, però va bene. Sto dicendo, adesso parlerete di opportunità, va bene? Nello sviluppo delle idee che avete, no? Cosa possiamo fare? Mettiamoli in questi tempi molto più semplici. Cosa potremmo fare? Avete analizzato punti di forza, avete analizzato punti di debolezza, cosa potremmo fare? Ma tra i due, adesso esiste. Secondo voi, perché abbiamo fatto questa analisi, quali potrebbero essere opportunità per il territorio, per la città di Ortana? Prima lei scriveva qualcosa. Prima lei ha buttato giù l'anno su qualcosa. No. Parlato di un aeroporto. Sì, però in che senso aeroporto? Cioè, a cosa ci serve? Qual è l'opportunità per... Quello che stava dicendo, essendo la Sardegna, dappertutto dove c'è un aeroporto, quello ci creano in mente. Perché non convincono che ne so, Diverland, come si chiama? È una planeta, fanno un sacco di strutture, ci sono 300-400 ettari e si potrebbero fare dei giochi d'acqua. Quindi comunque una struttura di richiamo per tutto il territorio, quella potrebbe essere
Quindi è diverso, però da parlare di aeroporto. Del turismo che fa nelle coste. Perché non facciamo una struttura, non lo so, come c'è a Parigi? Questa potrebbe essere il documento di continuità. Ma fare Non è diciamo nelle strategie del PSR, attenzione, allora, è una questione, poi viene anche da un operatore, sto dicendo, è come se dicessimo, tutta valida, non sto dicendo, come se dicessimo che effettivamente lo sviluppo deve avvenire tramite una struttura completamente esterna non alla tradizione, alla cultura, insomma, in questo caso antica. Cioè diciamo, noi alla fine il cambiamento avviene utilizzando parti dei punti di forza che sono stati descritti, la centralità, l'essere un piano, eccetera, eccetera, però immettendo che cosa? Un parco gioco, qualcosa di gestione collegata. Cioè quindi si chiama una variabile di rottura, è una posizione tra virgolette estrema, ma attenzione, sono anche che noi registriamo sempre tutto in positivo, nel senso di capire com'è il dibattito, però è come se a questo punto potremmo fare anche questo. Non è vero, perché poi potrebbe creare sviluppo per l'agricoltura. Potrebbe creare sviluppo per l'agricoltura. Un parco, vabbè, vediamo. Come possiamo chiamare? Registriamo questo e poi parliamo della. Come possiamo chiamarla? Una struttura attrattiva per il turismo. La mettiamo così. Una struttura attrattiva turistica, vero? Che attragga visitatori. Quanto era? Tanti anni fa, che sono sempre anziani quanto me, a Belleville volevano fare tipo un Disney, come si chiama? Disney Park, Disney World. Se l'avessero fatto, non lo sappiamo cosa sarebbe successo. L'opportunità maggiore sarebbe la creazione dei posti di lavoro. Quello è l'effetto. Sì, ma quello è l'effetto, cioè. Sì, ma è una possibilità di sviluppando certe cose avere nuovi posti di lavoro. Ecco, ma come? Cioè, sviluppando i punti di forza praticamente, valorizzando i punti di forza, viene maggiore la possibilità che si creino nuovi punti di lavoro e nuove attività. Ok, su quale filiera, per esempio, qui scegliamo filiere, mi sto interrompendo un po' io per parlare. Qui scegliamo filiere, su quale filiera? Rispetto a filiera agricola? Sì, la filiera agroalimentare sicuramente. Agroalimentare. Un'opportunità, la traduco la prima, un'opportunità che abbiamo è che se mettiamo a regime, se costruiamo una filiera agroalimentare collegata, c'è un'opportunità per il territorio. Cioè vediamo questo scenario che abbiamo produzioni agroalimentari biottane nel territorio che costituiscono un'opportunità per il territorio. L'opportunità potrebbe essere anche cioè far produrre la parte di cultura che fino adesso non siamo riusciti a far produrre. Quindi la valorizzazione della cultura biottana, che potrebbe essere una forma di sviluppo. Cosa in particolare della cultura biottana? Le tradizioni, tutto quello che poi ci differenzia. Quindi l'opportunità, riprendendo i punti di forza anche che so, abbiamo detto dei siti archeologici, della cultura, far produrre questi punti di forza, perché fino adesso noi non siamo riusciti a valorizzarli, ma non a ricavare del reddito. Si potrebbe ricavare anche del reddito da questo. Metterete tutto valorizzazione anche economiche, ok, del sistema dei beni culturali, che è un concetto un po' anche Nicolò, che può essere connesso a questo. Guarda qua noi abbiamo visto un simbolo, le maschere, Per esempio. può essere interessante, la Scalazas in Ottana ti caratterizza, ci sono da altre parti, perché insomma un parco giochi lo posso costruire qui a Roma, a Cagliari, può essere un attrattore, però la Scalazas io penso che La nostra identità è nostra. che abbia a che fare con il territorio, vorrei riflettere.
poi li tiro fuori perché Ma guarda, sono una base però quando si parla di opportunità bisogna guardare su tutto, non quello che effettivamente dobbiamo prima guardare quello che noi oggi facciamo normalmente per cultura, però che non ricaviamo un reddito. Quella può essere un'opportunità col PSR, metterla a reddito quella parte. Quindi, come ha detto, strutture ricettive, sempre collegate alla cultura, vendere il nostro prodotto, mantenerlo, fare un percorso come stiamo facendo. C'è una serie di attività che possono essere legate al PSR, oltre che l'agroalimentare, ma di quanto ci cioè, ci sono due, un attimino, che è una cosa che vi invito a riflettere su questo. Cioè ci sono due aspetti, c'è un aspetto di connessione con la produzione, che è un po' dell'opportunità, no? Caratterizzare le produzioni di questo territorio, in particolare di Ottana, per esempio con il marchio Carazza, come stava dicendo il tecnico di lavoro. Quello è la connessione. Il sindaco però stava dicendo anche un'altra cosa, che è un'opportunità, ma può essere una strategia, che l'abbiamo scritta così noi, mettere a reddito, mettere a valore il sistema dei beni culturali. Questo che è una strategia più ampia che può non essere soltanto demandata o limitata all'approccio GAL, e che spesso noi abbiamo un sistema di beni culturali, di attrattori culturali, vediamo il carnevale. Secondo voi il carnevale, se andate in qualche altra manifestazione del mondo per vedere la storia del carnevale, qualche biglietto lo staccano, no? Noi non riusciamo, non abbiamo mentalità ancora, non per far pagare il biglietto un giorno della sfilata, ma di mettere a valore questo. Ogni volta andate da altre parti, una considerazione che spesso facciamo, non si vergognano qualche volta a chiedere il biglietto per entrare in chiesa. A Palma di Maiorca per visitare la cattedrale si stacca un biglietto di 20 euro. Qui si entra a San Pietro a Roma, si entra gratis, si controllano soltanto 20. Cioè c'è una mentalità un po' sbagliata, però al di là di questi eccessi, il pensare che i beni culturali, che spesso per noi sono poca roba, oltre l'effetto, sto valorizzando quello che stai dicendo tu, oltre l'effetto di connessione, quindi tipico di PSR, può costituire come proiezione l'opportunità di essere messi in rete e costruire di per sé reddito. Per voi un operatore culturale che fa anche impresa tramite la cultura è comunque un settore economico un po' di nicchia. Invece all'interno di una strategia complessiva questo potrebbe essere anche un investimento che può partire dal GAL, può partire, magari non viene, ripeto sempre la stessa tecnica d'ora, cioè magari non viene contemperato nelle misure, però tecnicamente c'è una parte anche del PDA, del piano delle azioni, che ti dice che se questa strategia puoi collegarla con altre misure e con altre cose. Una cosa importante questo passaggio. Poi c'è di fare che c'è specifico, no? Valorizzazione dei beni culturali, però artistici. C'è, però adesso stiamo uscendo un po', stiamo un po' interrogando un'altra. Il discorso qual è? Che poi saremo, per poter, ci richiedono di scegliere degli ambiti prioritari. Gli ambiti li scegliamo in base a quello che emerge, no? Devi farlo emergere però a livello territoriale, ok? Quindi può essere che un ambito che non viene scelto come primario non è sbagliato, cioè non è che esce dalla strategia. Può essere, perché dice l'ambito primario deve avere il 50% delle azioni come risorse, e va bene. L'ambito secondario può avere il 30, il 10, anche l'ambito quinto può essere un ambito particolare al quale va abbinato. Poi Laura ci dice se vuole commentare questo, che può essere indicato come azioni di finanziamento, altre misure dei programmi operativi, per esempio una misura del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che noi indichiamo nel piano, ma che non è tra le misure con le quali stiamo partecipando al gara. Cioè questo tipo di ragionamento ci dà punteggio. Il fatto che possiamo dire, non stiamo limitando soltanto a parlare di questi due, stiamo andando anche a cercare altri tipi di finanziamento.
scusatemi se interrompo, ma i primi servono anche un po' per testare il ragionamento. C'era qualcuno in attesa di superare i punti di debolezza probabilmente rende produttivi i terreni o usi per lo più incolti. Incolti o comunque scarsamente utilizzati. Abbiamo detto di l'attitudine della forza lavoro a lavorare quasi esclusivamente in fabbrica, ad avere così l'attitudine a un reddito fisso quale è il salario e a trascurare quindi ad abbandonare le attività agricole. Un ritorno invece Sì. all'attività agricola e quindi abbandonare. E quindi riprendere il lavoro agricolo. riprendere il lavoro agricolo, tornare La debolezza la terra è troppo bassa. Ma perché non c'è questa da 8 anni, come detto, non c'è questa Il terreno, salvo piccole attività distinte come quella di Pina, l'attività prevalente è l'allevamento, quindi mi pare. Allora Si sta Cioè, perché sai, però per però- superare i punti di debolezza, timidamente si sta. Non tanti giovani, noi stiamo incontrando tanti giovani che poi in realtà stanno tornando indietro, tanti laureati che poi invece investono sulla terra e ritornano a lavorare la terra. Questa Ottana è ancora una cosa di nicchia, perché io non vedo assolutamente. Non c'è proprio. ma abbiamo parlato del problema di management, abbiamo parlato di un'attitudine a lavorare in fabbrica, abbiamo parlato Scusi signora, scusi signora, un secondo qui le do la parola, se no non sento. abbiamo introdotto una serie di punti di debolezza, superati i quali, quindi mi sembra che anche questa conseguenza, lo sviluppo di un'attività agricola e di un sistema porti a valorizzare aree che oggi sono poco produttivi, diciamo così. Una traduzione, mi inserisco sempre, la traduzione è questa, che diciamo, trovare una strategia di sviluppo attraverso le forze che avete dato, per esempio la pianura, la possibilità di avere irrigazione, la centralità, eccetera, superando quei punti di debolezza, ci consente di costruire un'ipotesi di sviluppo e conseguentemente superare con l'opportunità quella diciamo sottoutilizzo di una risorsa che sono i terreni, quella questo che stavi dicendo, cioè c'è un problema che ha implicazioni come opportunità abbastanza ampie se vogliamo vederlo. Il problema dei terreni sottoutilizzati in ambito rurale è un problema anche che va affrontato a diverse scale. Per esempio, se un terreno utilizzato è un terreno meno attaccabile all'incendio, un terreno utilizzato è un terreno che paesaggisticamente ha un certo rilievo. Quindi l'opportunità di tornare, di costruire un percorso di questo tipo ha delle implicazioni abbastanza ampie. Quindi quel tornare a lavorare significa tornare a lavorare non come 50 anni fa, avere reddito, avere dignità di lavoro, avere diciamo quegli standard qualitativi del lavoro che si sono conosciuti anche con l'industria produttiva, non è che il lavoratore deve ritornare a fare insomma lo schiavo della terra come erano tanti anni fa. Però nel contempo cosa fai? Valorizzi un patrimonio che hai, questa è la grande opportunità, cioè non anche nell'utilizzo, non una piccola parte, l'industria è stato anche una parte, ma un territorio che grazie a Dio come disposizione, come caratteristiche eccetera è ben più ampio di quello che è stato utilizzato. Io però, se no poi adesso è più complicato pensare alle opportunità, no? E quindi anche un po' di abitudine, perché se rischiamo di sognare, fare grandi cose, oppure di non capire come tradurre. Le minacce, il quarto pezzo del quadrante, sono ancora più complicate. Nella realizzazione di questo, cos'è che potrebbe inficiare, si dice proprio, la riuscita di questa strategia? Per esempio non crederci, adesso ne faccio una perché è difficile questo. Per esempio, no ma aspetta perché tu scrivi. Per esempio non crederci. Per esempio non crederci. Però faccio la prima, no? Che è il nemico numero uno che abbiamo.
che abbiamo noi facendo facilitazione, che avranno il GAL quando vincerà il coso per far andare, per far partecipare gli operatori ai bandi, farli entrare in connessione, farli formare. Cosa avrà la difficoltà? Avrà la difficoltà che a un certo punto il rischio, la minaccia, quale sarà? Che non ci credono più, che sono disinteressati. Cioè il grande sforzo che stiamo facendo questa sera, e voi state facendo un grande contributo, perché stiamo parlando di un modello di sviluppo. La gente è sfiduciata. Quindi la grande minaccia, la prima minaccia che dico io, è una minaccia, è quella di non crederci. Sì, state facendo, ma perché cos'è? Quanto c'è di soldi? Perché come potremmo prendere in 5 anni 4 milioni di euro al massimo? Cosa volete che ci sia? E stiamo facendo questo per che cosa? Sfiducia, no, tanto non cambia. Tanto non cambia, ci vuole ben altro, come si dice, per cambiare. Questa è una minaccia, diciamo la credibilità, che è una cosa che non c'è nessuna legge che lo cambia, è questione di costruzione del gruppo di azione locale. Cioè senza che riuscite a trasmettere, e in parte noi in questo periodo, in questo mese riusciamo a trasmettere, ma poi anche dopo, il fatto che è credibile anche con azioni concrete, che tocca all'amministrazione, che tocca al gruppo, che questo è qualcosa che va fatto perché ci crediamo, perché dà risultati. Se no, parla di 4 mani che si fanno comunque, senza tante pratiche. Questa è, secondo me, sto immettendo adesso perché facilitatore la marca e sto facendo il pubblico, una delle minacce che dobbiamo temere, forse nella prima. Oppure avete costruito una grande opportunità di filiera con creazione di posti di lavoro, si fanno produzioni agrarie, insieme a questo c'è l'attività turistica perché vengono delle fattorie di latte che vanno a fare il percorso di degustazione dell'olio. Cosa minaccia questo? La riuscita di questo. La gente ci crede, quindi siamo tutti quanti contenti perché facciamo una fiera dell'olio insieme con la Speranza, si sfidano, tutto bene, cosa minaccia? Cosa temete? Non riesci a vendere il prodotto anche. Non ci serve guardare. Non riuscire a vendere il prodotto. Che facciamo? Questo non abbiamo mercato. Una minaccia per il mercato. Oggi siamo altri mercati che interessano. Lo sento adesso, noi non andiamo a vendere le cose, però la minaccia del mercato. Pensate, la minaccia della traduco questa, se la scrivete, non è il mercato in generale, è riuscire ad avere un'organizzazione che la minaccia poi ci ritroviamo con l'opportunità, no? Avere un'organizzazione che possa veicolare nei mercati, che poi saranno scelti anche il mercato regionale, il mercato nazionale, il mercato internazionale, questa produzione nostra. Perché è una minaccia? Io sto facendo un po', si dice, l'esempio. Perché è una minaccia? Perché se noi abbiamo dato questo, poi non lo vendiamo. Il secondo anno le persone ci dicono, oh, Gal, ciao, torna a fare quello che stavo facendo per questo mio, non manco si vende. Il problema è, più che una minaccia, è una preoccupazione, no? Sì, anche l'imprenditore è una preoccupazione, non riesco a vendere. Poi, l'integrazione, cioè l'integrazione delle produzioni. È una minaccia? No, la difficoltà all'interno dell'integrazione. La professione individualistica, diciamo, che è una resistenza a un sistema, può essere una minaccia a realizzare tutte le opportunità che abbiamo detto. L'individualismo, che è un punto di debolezza, che non viene sconfitto, non viene sconfitto, cioè diciamo, noi abbiamo questa minaccia, sì, noi dobbiamo fare, vedete questa allucinazione, no? Dobbiamo fare molta formazione, che non è formazione di addestramento, ma è formazione, si dice, di consapevolezza. Cioè queste riunioni così, il GAL, per esempio, non è che finisce perché ha fatto, dovete fare tutti i giorni, chiamare le scuole, dire no, cosa stiamo facendo? No, non è vero, richiamiamo questo, richiamiamo il responsabile del consorzio di produzione del vino, dell'olio, della Toscana e vi dice come sono riusciti.
consapevolezza. Questo per evitare che poi dice, vabbè, ma quelli sono messi in cooperativa, sono messi in socio, ha funzionato, hanno trovato una rete, funziona. Poi trovi la minaccia e dice, vabbè, ma io voglio fare le cose per conto mio. Quella è la minaccia. Possiamo dire, la minaccia è alla fine delle azioni. Cioè è una filiera che stiamo costruendo, non è che uno dice butta un sasso e poi non si fa l'azione. E questo, siccome siamo anche con il chiusura, mi piace tantissimo, fate attenzione, questa è la scelta, che è una scelta, lo dico al partenariato nel suo complesso, che non è da poco, e discutevamo anche a Caglio per il ricordato della gestione in assessorato, non è da poco, perché questo significa nella ripartizione delle risorse credere un pochettino di più nella gestione attiva. È una proposta che facciamo